Ora vado da Foot Locker e cerco le mie scarpe. E Nicola si è fatto impaccare un E siero io... per 25 euro. Sì. Hello! Siamo in centro, a Milano, qui dove viviamo. Qua. E ora andiamo a fare shopping. Questo video si incentrerà su noi che facciamo shopping prevalentemente. Shipping? No. No, shopping no. Facciamo shopping? No, grazie. Ah, ma la metra. Mangiamo un gelato. Mangiamo un gelato. Io sto cercando. No, ma che è sta cosa? Sex Education, Bridgerton. La No, è la Lefty. cosa. Che carino. Ci avviciniamo a vedere. Andiamo. Allora, io sto cercando un paio di scarpe, le New Balance. Guarda. Tutte bianche. E poi, non lo so, vorrei una felpetta. Poi vorrei comprarmi un siero The Ordinary. Vediamo un pochino. Ma che figo. Brutta. Però ha senso. Cos'è? È il coccodrillo di Lacoste con la parrucca della regina di Ah, Bridgerton. di Bridgerton, Non ok. avevo... Neanch'io. Proseguiamo. Possiamo riconoscere il giubbotto di Otis. No dai, è figo, è una bella idea, dai. Che poi credo sia Levis il giubbotto di Otis. Vai, portaci nelle altre. Ah no, è Lupin. Bella. Questa è l'outfit che Lupin ha per entrare dentro il Louvre, tipo. Ma quanto è prodotto, quanta Bello. cultura. Devo dire che finito, questa... Ma Geox. vuoi entrare? Geox, la scarpa che respira. Devo dire che è molto carina questa installazione. Potete venire a vederla. Installazione un negozio. Una vetrina. Questa settimana c'è la Design Week. Questa è una pista per le palle da bowling, praticamente. Ma il primo giorno? Forse oggi o il primo o il secondo oppure domani è il primo del fuorisalone. Ecco, ma secondo voi questi qui sono tipo i manager della squadra di calcio? Ma chiediamo. Perché vedete, ci sono tutti quelli con la maglietta della squadra e non capiamo. Boh. Anche questa Io... Io volevo venire qua a comprare le scarpe. Ma vedi lì la Design Week? Guardate la Design Week. Io volevo venire qui a comprarmi le scarpe da End. Però ho detto no. Meglio di no. Fate il dissing. Facciamo il dissing. Brutte Ecco le esperienze. scarpe. Voglio o quelle o quelle. Devo ancora un attimino vedere. Anche se anche le gazzelle sono molto carine in effetti. Però non le userei tutti i giorni. Troppo carino. Cos'è? Dovrebbero lasciarlo sempre. Siamo riusciti a entrare in questo posto. Davanti al Duomo. E adesso andiamo a vedere un po' il meno 1 e il più 1 come ci hanno consigliato di non perderci. Vista Duomo. Ammazza. Ho osato prendere una bottiglietta d'acqua. Ora vado da Foot Locker e cerco le mie scarpe. Spero vivamente di trovarle perché quelle che ho adesso, le McQueen, si stanno letteralmente distruggendo, quindi ne ho bisogno. Allora, siamo andati da Foot Locker, non abbiamo trovato niente. Siamo entrati da Sephora E Nicola si è fatto impaccare un e siero per io... 25 euro. Sì, mi sono fatto convincere, stavo cercando il The Ordinary a 11 euro. Poi questa commessa mi ha iniziato a parlare, mi ha detto che non avrebbe fatto effetto sulla mia pelle, che era tutta roba chimica, quindi mi ha convinto a prendere questo siero a 25 euro. Dopo facciamo l'unboxing, però non sono molto contento di questa cosa, la mia carta ne risenterà. Ora andiamo a cercare le scarpe. Prima di andare a comprare le scarpe, gelatuzzo, anche se non sono molto sicuro che troveremo le scarpe, però vabbè. Comunque è buono, siamo venuti da Grom, senza lattosio e senza glutine. Forse qui ce la stiamo facendo. Siamo da Ulab. Vediamo. Non lo so. Niente, non ce l'abbiamo fatta neanche qui. Non mi stavano e non mi piacciono neanche particolarmente, quindi adesso vedo
in sé mi piacciono, quindi forse le ordino online, vedremo. Siamo nel nuovo Pull&Bear che è aperto da poco. Oh mio Dio, stavo cadendo. Allora, siamo venuti qui da Iolo, che è un nuovo negozio che ha aperto, che ha le marche tipo senza i brand senza l'etichetta, quindi le cose dovrebbero costare di meno. Adesso entriamo e vediamo. È in via Torino. Dai, questo è l'ascensore, bellissimo. Vabbè, questo è l'ascensore, fighissimo. Copertina. Copertina. Oggi posso dire un po' giornata di shopping fail, ma ora ultima tappa perché stiamo andando all'1 € perché mi serve un cavalletto perché mi si è letteralmente distrutto. Quindi adesso andiamo e vediamo se riesco a trovarlo, almeno quello, dato che le scarpe zero. Il siero sono andato per comprarne uno da 10 € e ne sono uscito con uno da 25. Adesso andiamo a vedere. Lui invece si è comprato una spilla di Friends. Una calamita di Friends. È l'antistaminico. Bello. Siamo passati in farmacia. Inizialmente siamo andati in parafarmacia, siamo arrivati in casa e lei: ma ragazzi, è una parafarmacia. Poi siamo andati in farmacia e l'abbiamo trovato. Ennesimo flop della giornata, non abbiamo trovato neanche il cavalletto, quindi adesso torniamo a casa. Bene, siamo appena tornati a casa. Questo è il siero che ho comprato, adesso proviamo ad aprirlo. Sono 15 ml, minimo deve contenere dentro, non lo so, le gocce d'oro. Però è bello il vetro. Oh, no, ma stiamo scherzando, io vado a fare il reso, ma che cos'è? Cioè, tipo un... Vabbè, cosa ti aspettavi? Raga, 25 €. No, non esiste, mai più. Vabbè, questo è stato il mio unico shopping, è stato un po' fallimentare, però adesso vado su internet e ovviamente ordinerò le scarpe perché quelle che ho, come vi ho fatto vedere, sono letteralmente distrutte, anche se non mi fanno impazzire, ma sono le uniche scarpe che potrei realmente usare, perché si abbinano un po' con tutto e alla fine sono bianche e semplici. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un like e un commento, se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale e seguitemi anche su tutti gli altri miei social che trovate nella descrizione di questo video. Niente, io adesso vado a farmi una bella skincare con la mia boccetta d'oro e io vi saluto e vi mando un bacio. Ciao, al prossimo video.